alzare leggermente e il palco invece me lo tiri giù. Ave Cesare! Ave... L'unico sopravvissuto, signore! Ah, rovesciatelo per terra. Eh? Rovesciatelo per terra. Ah. Allora, come ti chiami, Giudeo? Brian, signore. Brian? Eh? No, Brian. Ai! Il delinquentello ha coraggio. A che cosa? Coraggio. Sì, ha covato. No, dico è coraggioso. Spavaldo direi quasi. Irruento. Verso le 11, signore. È così. Hai usato un'irruzione. Una che, signore? Percuotilo, centurione, molto rudemente. No! Oh, scusi, lo rovescio per terra? Come? Dico, lo rovescio per terra? Oh, sì, per favore. No! Allora, Giudeo Marramaldo. Io non sono giudeo, sono un romano. Un romano? No, un romano. Ah! Oh, tuo padre è un romano? E chi era? Era un centurione della guarnigione di Gerusalemme, signore. Sul serio? E come si chiamava? Mincius Maximus. C'è nessuno che si chiama così nella guarnigione? Ma no, signore. Mi sembri molto sicuro. Hai controllato? Beh, no, signore. È un soprannome, signore. Come Muzius Semus o Marco Pisellonio. E c'è da ridere su Marco Pisellonio. È un nome inventato, signore. Io ho un caro amico a Roma che si chiama Marco Pisellonio. Silenzio! Cos'è questa insolenza? Tu ti troverai alla scuola dei gladiatori molto presto se insisti a fare così. Scusi, io posso andare? Quando lo racconto a Marco Pisellonio. Ancora? Portatelo via! Ma signore, ha solo... No, voglio battersi contro animali feroci e abbiosi entro domani. Sì, signore, vieni tu. Io non permetto che i miei amici vengano derisi da un soldato semplice. Qualcun altro è in vena di risatine quando nomino il mio amico Marco Pisellonio. Beh, sentiamo te. Lo trovi risibile quando dico il nome Marco Pisellonio. Ha una moglie, cosa credi? E lo sai come si chiama? Si chiama incontinenzia. Incontinenzia dilettana. Silenzio! Cos'è questa storia? È abbastanza chiaro. Oh, dire voi belli vi fai bravi. Silenzio! Capo dei centurioni!